Spero che vediate anche la mia presentazione. Mi dai conferma, Nadia? Sì, ok, perfetto. Bene, allora ti chiedo anche di richiamarmi sui tempi perché io ho presentato, tanto saluto gli studenti e ringrazio la professoressa Nadia Breda e ringrazio anche eh, Endro Martini per la bellissima presentazione. Endro Martini fa parte del tavolo nazionale del Contatto di Fiume. Io ho condotto, ecco, sotto la supervisione anche del professor Bastiani, un processo di contratto di fiume, il contratto di fiume Meolo Valle Musestre, poi il Melman Erbon, ne ho seguiti tanti, ecco, nel territorio del Veneto. E volevo portarvi un'esperienza, mostrarvi un'esperienza, quella che ho condotto io e quelle che ho seguito, e darvi un po' una rappresentazione, ecco, delle luci e delle ombre di questi processi, soprattutto in Veneto. Io mi sono innamorato fin da subito, insomma, in realtà fin dal 2008, ecco, di questo percorso. Io sono un ingegnere idraulico e un ingegnere per ambiente e territorio, quindi potremmo dire un ingegnere al quadrato e vi offro una ottica che potremmo dire abbastanza prosaica e funzionale, ecco, di questo processo. Naturalmente immagino che invece la visione, ecco, di un antropologo o di un pianificatore sia diversa. Io avevo delle grandissime attese da questo percorso, ho partecipato a tutte le fasi insomma, di studio e anche l'ho messa in pratica questa metodologia guidato ecco, dal professor Bastiani, che è il coordinatore del tavolo nazionale dei contratti di fiume, con degli esiti ecco, che non sempre sono stati soddisfacenti dal mio punto di vista. Ecco, ma insomma, vi illustro velocemente la presentazione che ho qui con me, ecco, che vi presenterò, è lunghissima, la lascio in eredità, l'ho già inviata alla professoressa Nadia Breda e io velocemente però vi illustro un po' qualche punto, ecco, sapendo che poi vi resta ecco, tutto il resto, vi rimane tutta la presentazione. Allora, diceva prima Endro Martini che ci sono tanti interessi attorno al fiume. Questi interessi qualche volta si sovrappongono, no? C'è l'uso del suolo, il cambiamento climatico, la sicurezza idraulica, la qualità delle acque, aspetti economici, la tutela del paesaggio, la fruizione turistica, sono aspetti che si sovrappongono e qualche volta sono conflittuali. Non sempre è facile risolvere questi conflitti, ma la visione che vorremmo offrire come comunità dei contatti di fiume non è più quello di una government, quello di un governo anche autoritario di questi aspetti, ma è quello di dare, come dire, il più possibile una visione, una governance, quindi condivisa del territorio, coinvolgendo tutti i diversi portatori di interesse e le diverse visioni. Insisteva molto prima Endo Martini anche sulla interdisciplinarietà, no? Quindi è una cosa importantissima, quindi coinvolgere la comunità, coinvolgere tutti i portatori di interesse, coinvolgere le diverse competenze e anche i saperi diffusi. Questi saperi diffusi non scorrono solo nell'alveo istituzionale, come un fiume che è soggiogato, diciamo, all'interno degli argini, ma scorre anche al di fuori degli argini istituzionali. E questo è importante che tutti questi saperi vengano coinvolti per gestire al meglio il fiume e il territorio. Che cos'è un contratto di fiume? Allora, prima Endro Martini citava in particolare l'articolo 68 bis del decreto legislativo 15206 e possiamo definire il contratto di fiume come uno strumento di pianificazione strategica perché prevede una visioning, una visione sul futuro, è un accordo volontario, è uno strumento di pianificazione integrata, è uno strumento di pianificazione partecipata. A me piace molto una definizione che di questo processo dà il professor Bastiani. Dicevo prima, il professor Bastiani è il coordinatore del tavolo nazionale dei contratti di fiume, che è un po' un luogo virtuale
nel quale si riunisce tutta la comunità dei fiumi e che si riunisce più o meno ogni 2 anni, il tavolo nazionale dei contratti di fiume. Il professor Bastiani ha definito il contratto di fiume come uno strumento, un processo di democrazia partecipativa finalizzato al miglioramento delle componenti ambientali del fiume e del territorio, ed è un processo che si chiude con una decisione, con un atto deliberativo. Questa diapositiva vi è stata già illustrata da Endro Martini in precedenza e descrive un po' il percorso del contratto di fiume dal 2007 fino ad oggi. Penso che un punto di svolta importante sia stato rappresentato dal fatto che nel fine del 2015-2016 all'interno del decreto legislativo 15206 si sia dato riconoscimento quindi ai contratti di fiume, è un momento molto importante, anche perché in qualche modo ha rappresentato anche un passaggio, ecco, da una fase, potremmo dire, più sperimentativa, di promozione, pionieristica, alla fase che vorremmo dare, quella dell'attuazione e del monitoraggio di delle azioni, perché il contratto di fiume poi si conclude con questo atto deliberativo, con questo programma d'azione che dovrebbe svolgersi in 3 anni, con cui si mettono in pratica le azioni e che sono finalizzate al miglioramento di tutte le componenti ambientali del fiume e del territorio, che siano la sicurezza idraulica, la qualità delle acque, la fruizione condivisa del territorio e via dicendo. Citava 4 stelle prima, potremmo dire, Endro Martini, no? Diceva c'è la Carta Nazionale dei Contratti di Fiume, alla quale hanno aderito tutte le regioni. Recentemente è stato istituito anche un osservatorio nazionale dei contratti di fiume. C'è il riconoscimento nell'apparato giuridico italiano all'articolo 68 bis del decreto legislativo 15206, ma io penso che sia molto importante questo documento qui, questo documento che risale al 2015 ed è stato licenziato dal tavolo nazionale dei contratti di fiume, dal Ministero dell'Ambiente, da ISPRA, ed è un documento che definisce in qualche modo i requisiti qualitativi di base dei contratti di fiume. Qui vado avanti velocemente, ecco, e anche nel Veneto c'è un riconoscimento nell'apparato giuridico, ma insomma siete poco interessati a questo. Invece ritengo importante sottolineare che sì, nel contratto di fiume l'obiettivo è quello di migliorare le componenti ambientali del fiume, coinvolgendo, dicevo prima, ecco, la comunità. Quindi è importante, ed è uno degli obiettivi che mi ero posto anche attraverso il contratto di fiume Melo Vaglio Musestre, è proprio quello di recuperare il rapporto identitario fra la comunità e il fiume. Quindi uno degli obiettivi che mi ero posto io come coordinatore, ma insomma pensavo di interpretare in maniera forse progressiva, ecco, questo percorso, questo processo, era quello proprio di portare la comunità lungo i fiumi. E quindi anch'io, come diceva prima Endro, ho adottato tecniche partecipative come ad esempio le passeggiate progettanti e tante altre, ecco, ma insomma, in qualche modo cercando di ricostruire proprio questo rapporto fra la comunità e il fiume e naturalmente anche promuovendo tutta una serie di attività di animazione culturale svolte lungo il fiume, e dopo ve ne darò un po' testimonianza. Quindi un obiettivo è il miglioramento delle componenti ambientali del fiume e del territorio, obiettivo principale, coinvolgendo la comunità, portando in superficie gli interessi che animano tutti i soggetti, tutti i portatori di interessi, e quindi appunto migliorare le componenti ambientali dei fiumi. Allora vado un po' avanti, scusatemi, sono tornato indietro. Ci sono aspetti, diciamo così, ecco, che vanno in qualche modo, secondo me, a detrimento della qualità del fiume, e cioè quando forse vengono coinvolti, è importante naturalmente coinvolgere tutte le competenze, ma è importante far capire che
per ogni problema, per ogni questione, ecco, non c'è un'unica soluzione. Questo è un aspetto importante, ma possono esserci soluzioni multiple ad un problema, e ciò educa anche alla complessità dei problemi. C'era un modello al quale riferirsi, no? Perché ricordiamo che le esperienze di contatti di fiume nascono in Francia negli anni '80, ed è un modello più concertativo, quello francese, mentre in Italia c'è stata, come dire, un'evoluzione, abbiamo scelto un modello più di vocazione partecipativa, e questo si riflette anche qui, indico secondo me, ecco, secondo il mio punto di vista, do degli ulteriori contributi a definire quali sono gli aspetti qualitativi, ma dicevo appunto, questa è la diffusione dei contratti di fiume in Francia. In Italia adesso questa è un po' antiquata, ma dicevamo prima, siamo arrivati a oltre 200 contratti di fiume in Italia attivati in questo momento. Sì, ma torno un po' indietro, ecco, per dire che sugli aspetti qualitativi, che sono stati definiti all'interno di quel documento licenziato nel 2015, quelli rappresentano gli elementi di base, no? E invece naturalmente è importante che sempre più il modello che noi abbiamo proposto, cioè quello partecipativo, trovi anche pieno riconoscimento anche in Italia, perché in Italia, diciamo così, abbiamo importato più o meno nel 2001, nel 2002, prima in Lombardia, in Piemonte, il modello francese che è più concertativo. Ma dicevo che invece in Italia siamo riusciti a imprimere un'evoluzione verso un modello più partecipativo, anche attraverso appunto l'architettura, che è un aspetto importante, l'architettura, diciamo così, di questo processo, che prevede 3 organismi e di cui vi parlerò scusate, più tardi. Vado avanti, ecco, sono tutti aspetti. Questi sono i contratti di fiume che sono stati attivati in Veneto, che sono circa una decina. I primi 3 che trovate in alto, ecco, sono stati i contratti di fiume del Po, il contratto di Foce delta del Po, il contratto di fiume Marzenego e il contratto di fiume Melo Vaglio Musestre, che hanno ricevuto nel 2014 dei finanziamenti da parte della regione del Veneto. Ecco, io sono stato il coordinatore tecnico del contratto di fiume Melo Vaglio Musestre, e poi ne ho promossi degli altri, ne ho seguiti da un punto di vista politico altri ancora. Ecco l'architettura, l'organizzazione del contratto di fiume. C'è l'assemblea di fiume, ecco, il soggetto più importante, quindi l'organismo più importante al quale tutti possono partecipare è l'assemblea di fiume, e che ha una funzione che è elaborativa, consultiva e deliberativa. Quindi tutto il percorso, le decisioni avvengono all'interno di questo organismo al quale tutti possono partecipare. Poi c'è un comitato istituzionale che ha una funzione più esecutiva, e poi invece c'è la segreteria tecnica, che ha una funzione che è organizzativa, quindi c'è il tecnico, il coordinatore tecnico, magari anche un rappresentante del comitato istituzionale, ma tutto il percorso dovrebbe avvenire all'interno dell'assemblea di fiume. E che questo dovrebbe essere, come dire, il peso, ecco, che io ho rappresentato in questo modo tra l'assemblea di fiume e il comitato tecnico istituzionale, che ha una funzione esecutiva. Ecco, chi fa parte del comitato tecnico istituzionale, i rappresentanti sostanzialmente di chi ha promosso, diciamo, del comitato promotore, ecco, che possono essere appunto le amministrazioni comunali, il consorzio di bonifica, le associazioni. Questo è un altro aspetto interessante, perché non sempre nel comitato tecnico istituzionale sono state ospitate i rappresentanti delle associazioni. Ecco, nel mio percorso, nel mio processo sì, ma in altri no, e questo secondo me a detrimento, ecco, della trasparenza di questo percorso qui. Allora, questo è l'ambito territoriale che comprende i fiumi di risorgiva, Meolo, Valle e Musestre, e poi ce ne sono altri, Melma, Nerbon, ci sono tantissimi corsi d'acqua di risorgiva tra Sile e Piave, questi 2 baluardi d'acqua della pianura veneta, e io mi sono occupato di questo, anche di altri, sempre in quel territorio. Questo un po' descrive quando abbiamo iniziato, più o meno nel 2008, con le prime iniziative pubbliche, quindi addirittura in contemporanea, potremmo dire, col primo tavolo
nazionale che si è svolta a Umbertide, già parlavamo, ecco, diciamo così, di proporre un percorso partecipativo per i fiumi Melman, Erbon e poi più tardi il Meo, Valle Musestre e avanti. Finché appunto nel 2013 sono arrivati i finanziamenti, avevamo anticipato per la prima volta in Veneto con un convegno, ecco, invitando anche il professor Bastiani, un convegno pubblico, molto partecipato, e di lì è iniziata un po' l'epopea dei contratti di fiume in Veneto. Questi sono un po' come dire, di articoli che ho raccolto. E poi abbiamo partecipato a tutti quanti i tavoli nazionali dei contratti di fiume, e via dicendo. Qui vi mostro un po' le attività svolte anche come forum, perché accanto all'attività del contratto di fiume avevamo promosso anche un organismo più, diciamo così, vicino alla componente associativa, che erano i forum per i contratti di fiume. Questo c'era appunto il contratto di fiume, c'era il forum per il Marzenego, ma di cui facevano parte tantissime associazioni, ma anche qualche componente istituzionale, e abbiamo promosso tutta una serie di attività, come ad esempio la marcia per la liberazione di Fiume il 25 aprile. Allora, il percorso metodologico dei contratti di fiume, diceva prima anche Endro Martini, è costituito da 6 fasi. Una fase iniziale che è la condivisione, diciamo così, di obiettivi strategici, diciamo così, generici, ecco, che appunto confluisce in questo che è il manifesto degli intenti. Una seconda fase di condivisione delle conoscenze, una terza fase di condivisione degli obiettivi strategici e poi il programma d'azioni concreto. Quindi c'è una seconda fase in cui si dice partiamo da qui, quindi insieme condividiamo i punti di forza e i punti di debolezza del sistema fiume-territorio. Quindi questa è la base di partenza. Una terza fase in cui si definisce un obiettivo strategico futuro, cioè dove si vuole arrivare, no? Nel 2050, in un futuro remoto, attraverso questo percorso, e poi un programma d'azione che scandisce di 3 anni in 3 anni le azioni necessarie per raggiungere questo obiettivo strategico. E poi c'è la contrattualizzazione e il monitoraggio. Ecco, nel contratto di fiume è una fase importante che precede naturalmente la seconda fase della condivisione delle conoscenze, è quella di fare una stakeholders analysis, quindi individuare quali sono gli obiettivi, cioè individuare quali sono i portatori di interesse da coinvolgere nel percorso partecipativo. Tutti devono partecipare, ma naturalmente ci sono alcuni soggetti che sono indispensabili, per i quali un percorso di questo genere, diciamo così, sarebbe senza di questi protagonisti, ecco, non potrebbe proprio essere realizzato. Non so, penso ad esempio realizzare un contratto di fiume senza i consorzi di bonifica in Veneto o le amministrazioni e via dicendo, o magari categorie importanti. Quindi nella stakeholder analysis questo va come dire, verificato. E qui mostro alcuni momenti interessanti di questo percorso partecipativo del contratto di fiume, Meo, Valle Musestre, con tutte le tecniche partecipative, alcune anche innovative, come la Open Space Technology, applicata a questo percorso che abbiamo realizzato. Ecco. Quindi qui siamo, appunto, è un primo incontro in cui è stata applicata questa tecnica partecipativa, e all'interno di questo incontro sono stati definiti come dire, i temi che la comunità ha ritenuto importanti, urgenti e prioritari. Erano inizialmente 6, e poi ve li illustrerò. Qui vi mostro un po' di altri incontri con altre tecniche partecipative che abbiamo applicato, e questi sono i 6 temi che la comunità ha ritenuto importanti, urgenti e prioritari, cioè l'educazione ambientale e alimentare, l'accessibilità ai fiumi, la qualità delle acque, il rischio idraulico, la sicurezza idraulica, i beni e servizi ecosistemici, e poi il tema della valorizzazione ecoturistica e dell'assetto del territorio. A questi 6 temi poi se ne è aggiunto un altro, che è diciamo così, i cambiamenti, anzi il riscaldamento globale e la gestione sostenibile della rete idrografica minore e minuta. Quindi 7 temi che la comunità ha ritenuto importanti, urgenti e prioritari. Quindi dicevamo, questa è la prima fase. Nella seconda fase, ecco, sono state messe a sistema tutte le conoscenze, e quindi si è realizzato, come dire,
un'analisi, ecco, di quelle che sono le conoscenze diffuse nel territorio, e queste si sono messe a sistema con le conoscenze, diciamo così, tecniche, ecco, come dire, dei soggetti che hanno una competenza su questo, per capirci, ecco, se uno dei temi, dicevamo prima, era quello della sicurezza idraulica. Allora, naturalmente, la comunità che partecipa ha una propria percezione, ha una propria conoscenza di questo tema qui, ma ci sono anche dei soggetti che sono deputati al governo di questo aspetto, cioè della sicurezza idraulica, che ad esempio è il consorzio di bonifica o magari l'autorità di bacino, eccetera. Allora c'è stato un confronto fra, da una parte, quindi c'è un report, lo stato conoscitivo locale, quindi diciamo così quello che la comunità ha di quell'aspetto lì, ed è stato messo a confronto con invece lo stato conoscitivo dell'ente competente, e da questo è stato ottenuto un report, diciamo così, di condivisione, un report preliminare del quadro di conoscenza. Questo, attraverso anche appunto la tecnica della SWOT partecipata, ecco, è stato realizzato per ognuno dei 6, anzi 7 temi che la comunità ha ritenuto importanti, urgenti e prioritari. Poi la terza fase, dicevamo, è quella di definire un orizzonte strategico, e quindi per ognuno dei 6-7 temi è stato definito, come dire, l'obiettivo strategico che la comunità, ecco, si pone nel 2050. Questo è stato condensato in un documento, un protocollo di intesa, che poi è stato sottoscritto nel 2015 per la prima volta alla presenza del Ministro dell'Ambiente. Qui un po' di dati sulla partecipazione, ecco, dei soggetti alle varie attività, che possiamo condensare in cifre, ecco, in questi numeri qua, in questo piccolo report in cui mostro quali sono i soggetti che hanno condiviso questo percorso, i soggetti che sono appunto comuni, un consorzio di bonifica, una provincia, un gestore ambientale, 17 associazioni. Poi chi ha sottoscritto il protocollo di intesa in rappresentanza di un bacino, potremmo dire, di 57.000 abitanti, e quindi insomma vi mostro un po' tutte le attività svolte, ecco, e come dire, primi già risultati in termini partecipativi. Ecco, questo vi mostra un po' come abbiamo condotto la diagnostica partecipativa attraverso queste passeggiate progettanti, in cui portavamo la comunità a constatare quali sono le criticità che affliggono, le criticità e naturalmente i punti di forza del sistema fiume e territorio. Quindi vedete le passeggiate progettanti, anche le marce che abbiamo chiamato di liberazione dei fiumi, no? Percorrendo le aste dei fiumi dalla sorgente fino alla foce. Questo qua è come dire, una sintesi di questa, potremmo dire che è una mappa di comunità in cui, ecco, si elencano attraverso un criterio di ridondanza quelli che sono i punti di forza, i punti di debolezza, fiume e territorio, scandito, declinato, ecco, secondo i diversi 6, che poi diventano 7 temi. Eccole qua, quindi tutte quante le criticità e i punti di forza. Dicevamo, una cosa importante è l'animazione culturale e territoriale, portando la comunità lungo i fiumi, e qui vedete in luglio c'è sempre il big jump, il tuffo nei fiumi, la colazione alla mattina presto, e via dicendo, insomma, tutte come attività anche di animazione con cui ho cercato, ecco, di rinsaldare il rapporto identitario tra fiume e territorio. Abbiamo partecipato, dicevamo prima, al tavolo nazionale dei contratti di fiume con nostri contributi, anche ottenendo anche premi, ecco, che abbiamo ottenuto, sì, qualche premio, ecco, che abbiamo considerato molto che noi abbiamo considerato prestigioso, ecco, ma ci ha lusingato molto, ecco, qui vedete anche Entro Martini, questa foto qui. E poi Luca Mercalli addirittura ha ritenuto opportuno girare un documentario molto bello che è andato in onda proprio sul contratto di fiume Melo Valle Musesta nel 2016, è andato in onda appunto su Rai 3, visto da milioni di persone, ma che purtroppo, come dicevo, non è stato sufficiente appunto per preservare questa bella esperienza di contratto di fiume, che non ha avuto ancora un esito positivo dal mio punto di vista. E io ho fornito alla professoressa Nadia Breda anche il link, no, si può vedere sì, su questo link il documentario molto bello, che proprio mette, insomma, fa analizza in maniera sintetica tutte quante le tematiche di cui vi ho parlato prima,
e comunque ho fornito anche il file MP4, ecco, quindi può essere visto. Qui mostro alcune attività perché una cosa interessante è che il contratto di fiume Mio Valio Musestre si è messo in sinergia proprio per questo tipo di interpretazione, ecco, questa vocazione partecipativa con altri processi gemelli, il contratto di fiume Esino nelle Marche e il contratto di fiume Media Valle del Tevere, ecco, e abbiamo condiviso l'approccio, diciamo così, ecco, metodologico, e quindi abbiamo realizzato anche una serie di attività in comune fra questi tre processi, condividendo appunto alcuni aspetti metodologici e alcune azioni anche, e questo tra l'altro è un esempio di scheda tipo con cui si definiscono le azioni che poi costituiscono la quarta fase, dicevamo prima, quella concreta, la quarta fase del processo, che è quella di definire il programma d'azione del contratto di fiume. Vado un po' avanti, qui vi mostro alcune azioni pilota, ma poi potete vederle meglio, che sono state contemplate appunto nel contratto di fiume, nel programma d'azione del contratto di fiume, e altre azioni che potevano già essere realizzate e che abbiamo realizzato mentre ancora si svolgeva il processo, come la pulizia lungo i fiumi, la piantumazione di essenze arboree lungo i fiumi, l'adozione di un regolamento per l'uso di fitofarmaci in agricoltura condiviso fra le 6 azioni, fra le 6 amministrazioni comunali e via dicendo. E poi anche il monitoraggio. Avevamo iniziato in collaborazione col Dipartimento ICEA dell'Università di Padova, col Dipartimento di Ingegneria Industriale, è rimasto questo refuso, avevamo iniziato una campagna di monitoraggio ambientale, e anche questa purtroppo si è fermata. Quindi eravamo arrivati nel 2019 lì pronti per sottoscrivere il programma d'azione, che contemplava, quindi costituito di 3 parti, oltre 70 azioni per un valore di 53 milioni di euro, ma devo spiegarvelo ancora quale sia la ragione. Sostanzialmente siamo ancora lì, cioè da 2 anni ancora questo territorio attende che venga sottoscritto il programma d'azione. Qui mostro un po' uno degli ultimi focus dedicati al tema della gestione sostenibile della rete idrografica minore e minuta e del riscaldamento globale. Qui ha prodotto, ecco, questo focus una scheda, ecco, anche per le azioni. Vado un po' veloce perché sono già le 15:25, poi chiedo comunque alla professoressa Nadia Breda di richiamarmi, ecco, quando appunto sto esondando. Questo era appunto il documento finale che si sarebbe dovuto sottoscrivere ancora 2 anni fa, quello che contemplava le 70 azioni già pianificate e finanziate per un valore di 53 milioni di euro, ma siamo ancora lì. Quindi dopo 2 anni, quindi vedete, pronto per essere sottoscritto il 21 marzo 2019, ma siamo ancora qui. Io ecco, ricordo che lo stesso professor Bastiani ci dice che l'importanza di questo percorso partecipativo, cioè del contratto di fiume, è che si tratta proprio di un processo di democrazia diretta, e bisogna rispettare le regole della democrazia diretta, dice il professor Bastiani, e anche questo ho richiamato questo breve documento che ho fornito sempre alla professoressa Breda, in cui appunto si dice che questo percorso si deve concludere con una decisione che deve avere un valore deliberativo, e questa decisione è il programma d'azione. E purtroppo il contratto di fiume Melo Valle Musestre ancora dopo 2 anni non si è concluso con questo atto di valore deliberativo. Nel frattempo, naturalmente, non so come mai adesso vi porto un po' di rassegne, sia di dichiarazioni pubbliche delle varie amministrazioni, o anche di programmi elettorali che continuamente richiamavano
vedete qua, hanno richiamavano il contratto di fiume, lo porteremo a termine, lo faremo e faremo questo contratto di fiume, ma poi sostanzialmente da quando è terminato il mio mandato anche da coordinatore tecnico, cioè dal 31 marzo 2019, non è più stato portato in avanti. Allora a quel punto il mio ruolo non è più stato tecnico, ma è diventato politico, e ho cercato in tutti i modi di promuovere delle iniziative per richiamare l'attenzione sull'importanza di questo strumento, e quindi abbiamo promosso, come in questo caso, delle manifestazioni, anche in questo caso ho fornito alla professoressa Nadia Breda dei video. Questa è la marcia per la liberazione dei fiumi, il 25 aprile 2019. Questo è il percorso che abbiamo realizzato lungo i fiumi Meolo e Vaglio. La protesta dei pesci di fiume, il 25 gennaio 2020, che ha avuto grande eco sulla stampa, la manifestazione appunto per far riattivare i contratti di fiume, sia il contratto di fiume Meolo Vaglio Museste, però anche gli altri, perché la questione è che un po' in Veneto, un po' tutti i percorsi di contratto di fiume, i 10 che sono stati attivati, sono tutti quanti arrestati. Abbiamo attivato una petizione firmata anche dal professor... Sì, ti prego. Sì. Sì.